I ciclisti esultano, finalmente dopo anni di attesa e sollecitazioni anche sul treno per il Cadore si potranno caricare le biciclette. Ecco il progetto Treno Bus delle Dolomiti, iniziativa nata per favorire lo scambio treno-bus-bicicletta nell'ottica di un trasporto sostenibile e della valorizzazione delle Dolomiti. Siamo riusciti attraverso un accordo proprio con la Regione del Veneto, Trenitalia e Dolomiti Bus, a concretizzare questa richiesta sulla quale ci siamo battuti da tempo. Mi auguro che questo sia veramente il primo passo verso una collaborazione costruttiva che possa dare veramente anche futuro alla nostra ferrovia. Il servizio sarà attivo nei soli giorni festivi dal 26 luglio al 6 settembre con un treno dalla stazione di Venezia Santa Lucia fino a Calalzo. Un convoglio minuetto con una capienza di 120 posti a sedere verrà allestito per ospitare 32 biciclette. Chi vorrà da Calalzo potrà proseguire con gli autobus verso Cortina e oltre. Si apre qualche prospettiva finalmente anche dal punto di vista turistico per la nostra provincia. Questo penso sia un segnale importante che siamo riusciti ad ottenere con grande impegno per cercare appunto di dare la possibilità agli appassionati della bicicletta di vivere delle giornate in mezzo alle nostre montagne. Ma la festa sulle due ruote comincia prima, perché da fine maggio sarà percorribile la ciclabile La Lunga Via delle Dolomiti nel tratto che scende dal Cadore verso la Val Belluna. Il 23 maggio verrà inaugurata la ciclabile fino a Castellavazzo e sarà un altro momento importante in modo da poter collegare la parte alta della provincia fino alla parte almeno della Val Belluna. E poi mi auguro che adesso si riescano a concretizzare anche i progetti presentati in Regione di prosecuzione della ciclabile.